Alessandro Fiani. Sa. Stiamo parlando 4 ore così pigliamo fuoco. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti, grazie veramente dell'affetto, dell'accoglienza. Sapete amici miei, in 10 minuti raccontare quello che sta succedendo non è fatto facile, pure perché come si fa? Raccontare la storia di 340 dipendenti, raccontare quello che succederà, la speranza del 29 di settembre, quello che dovranno partire queste maledette frasi sul licenziamento e tutta questa roba, però io diciamo porto grande rispetto veramente per tutti, perché immagino comunque la storia che ha questa azienda, ma per molti operai, calcoliamo che molti operai erano qui perché c'erano i genitori, quindi i genitori hanno lasciato ai figli la speranza di questa cosa, altri diciamo che magari hanno la mia età e non sanno se, voglio dire, arriveranno a pigliare pensione oppure se devono partire, andare all'estero, ma non è facile fare una scelta del genere a 50 anni. Le donne licenziate, le donne che già soffrono il fatto che hanno un salario più basso degli uomini in generale, e quindi immaginate già la loro sofferenza, però davanti a tutto questo mi sembra giusto, ecco, dire un paio di cose. Io già immagino che i giovani stanno pensando, ma già ci da questo paese, da questa città ce n'hanno fuori, e così sarà, perché se ne stanno andando le aziende, ci sta la fuga dei cervelli, ci sta la fuga di tabaccari, ma tu se parli con la gente e parli del tabaccaio, cioè, ma quello è un grande, che le tiene ragione, cioè noi siamo dalla parte, ma chi tiene ragione? Che tu immagina che si è trovato 500.000 euro in mano e chi l'ha pensato a chi lo mette? Ma fangulagnoni, ripeti, tarambe, ma come me ne frutta a me? Solo che non si è organizzato bene, perché ha messo il biglietto a latina. Lui se ne partiva per Spagna, per me di guardia, ma perché hai fatto questa cosa? E no, mi piace un latinoamericano. Allora qual è il problema? Il problema sono proprio che cambiano le parole, perché i giovani che andranno via non li chiameranno più giovani emigranti, li chiameranno i delocalizzati. I giovani delocalizzati. Ma i giovani non è che volevano una vita di lusso. No, uno non vuole una vita agiata, ma noi stiamo passando dalla vita di lusso alla vita agiata, stiamo passando alla vita agiata pacifica. E questo non mi sembra giusto. Ci stanno prendendo in giro con le parole. Guardate, ci sono delle parole che rimangono impresse: delocalizzazione, cassa integrazione, disoccupazione, emigrazione, tutto questa iniezione, ragazzi, sono tutto uguali. Invece questi della Whirlpool sono riusciti a modificare anche questo, non hanno accettato la mortificazione, ma sono passati all'azione e alla rivoluzione. Sapete a me cosa fa male? Fa male che praticamente tu vedi che in Germania fanno gli scioperi, per 5 giorni i macchinisti dei treni hanno fatto sciopero, si sono seduti al tavolo, subito hanno trovato un accordo, non solo gli hanno aumentato il salario in Germania ai ferrovieri, gli hanno dato pure 600 euro per il problema Covid, adesso 400 glieli daranno a marzo. Ecco, vedete i paesi all'estero come funziona? La Francia, i gilet gialli si mettono per strada, bloccano la strada, perché loro hanno la possibilità di bloccare. Ragazzi, ma sapete il fenomeno della Whirlpool di questi ragazzi qual è? Che sono riusciti a fare uno sciopero, a bloccare in un paese che è già bloccato, perché parliamoci chiaro, se tu vuoi fare, se dici, a mattina dici, che volevi fare? Ma ci fa Sandino,
blocchiamo le strade, scendi, già stato bloccato, già chiappato dentro traffico a uno che quattro freccia, ci ma che stai facendo frate? No, oggi fermato mi è scaduto l'assicurazione su un casino, si è caduto. Allora, tu come fai a inventare uno sciopero? Vuoi fare uno sciopero, vuoi bloccare la stazione, andiamo su questa stazione, blocchiamo che nessuno può... a stazione, vuoi bloccare i treni, i ritardi che c'è stato, avvii. In Italia non significa alta velocità, significa avviata, fratello. Poi c'è chiappando in desammano. Allora, pensi di fare lo sciopero, che rima? Lo sciopero della fame. Ma come fai a dire lo sciopero della fame? Ma non sta in cassa integrazione, ma più fame che ma calma. E allora cosa resta? Resta andare a Roma? No ragazzi, si va a Roma e vanno sotto al Ministero dello Sviluppo Economico. Cazzo che si chiama Mise. Uno va a trovare una cosa di soldi, un po' di lavoro, in un posto che si chiama Mise. Cacciate bene, se no perché le Mise, poi non si sa più niente. Ci deve chiamare Mette, non Mise, Mette, non Mise. Allora, come facciamo noi a ragionare? Dove ti giri vedi che c'è una città che è complicata. Delle volte questi posti diventano delle passerelle per i politici, no? Ma se noi giriamo a Napoli vediamo che è tutto bloccato. Tu vedi un posto come l'Arena Flegrea, che potrebbe essere l'Arena di Verona, per fare gli spettacoli, non è protetta dal governo. L'Edellandia potrebbe essere la nuova Gardaland, non è protetta dalla Floridiana. Addirittura si parla che vogliono privatizzare la villa comunale. Immaginate un pan, il sacosce che ha da fare più bocca, una roba, la fuggettura. È una città che è complessa, che è complicata, però io voglio dire che anche nelle cose negative dobbiamo vedere la positività, perché sennò che stiamo a fare? Ci sta questo Covid, sapete che praticamente ci sono le varianti. La variante indiana è partita dall'India, ha fatto tutto il giro del mondo, è partita dall'India. La variante di Londra è partita da Londra, ha fatto il giro del mondo. Vedi, è uscita la variante napolitana, non si è mossa da Napoli, ma non per qualche motivo. Ha trovato tutto bloccato vicino a un musetto, una carena. E toglie questo blocco e sposta, si muore dal Giappone, ma chi può fare? Almeno su qualcosa serve essere bloccato. Ma il motivo per cui sono qua e non mi voglio far perdere tempo e soprattutto su questo. Io parlo fallo sempre. Era arrivato solo la capa e vista faccia. Ma che è successo? Stiamo spillicciando sotto. Allora per concludere, perché sono qui? Dovete sapere che mio padre è un operaio dell'Alfa Romeo, mia mamma casalinga. Abbiamo vissuto anche noi il problema della cassa integrazione. La cacciamo. Io mi ricordo i giorni che avevamo vissuto della cassa integrazione. Io quello che vorrei spiegare a chi ci governa, che non sta parlando solo di miliardi, si muovono di miliardi, non si vede mai niente. Sono i dettagli che fanno la differenza a chi vive un momento di difficoltà. Io quando la mia famiglia stava in cassa integrazione mi ricordo le particolarità, mi ricordo che quando mia mamma pensa all'umeria, per lei il prosciutto crudo costava molto. Noi mangiavamo la spalla, il prosciutto cotto, la spalla. Che a spalla faceva i toast, che a spalla prosciutto, sempre a spalla. Io ho fatto questo mestiere per la cassa integrazione, perché quando feci il mio primo provino e mi chiesero tu fu comico a spalla, ho detto comico a spalla. Allora mi ricordo i particolari, mi ricordo la difficoltà, un paio di scarpe, con un paio di scarpe dovevi fare tutto l'anno e noi non compravamo le Superga, la marca da, andavamo a un negozio, dico il nome, si chiama Musto, era bellissimo, mettevi là, era tipo Ikea, pigliava soli, lacci, li mettevi insieme, io facevi tutto l'anno. Mi innamorai di una ragazza all'elementare, tenevo delle scarpe rosse, mettevo il piede sopra l'altro che mi mettevo scorne fa, vedete, a me una scarpa puzza verde, sapparuai, ero più rosso le scarpe del tenevo pelle.
Perché questi sono i particolari. Quando veniva mia amica a studiare a casa, io andavo nelle case loro, erano belli, io tenevo una stanzetta, dormivo per mia sorella nella sala da pranzo del Mulivano, che sarebbe venuto tutto lampadato, a notte stavamo visto di qua. Quindi ricordo che studiavamo sul pianerottolo e dicevo compagni miei, perché mettevo vergogna di far vedere casa, dicevo vabbè studiamo con pianerottolo perché stavamo più freschi. Sono i particolari che non conoscono le persone che ci governano, sono i particolari. Però ricordo anche la bellezza della semplicità. Mi ricordo le vacanze, quando andavamo per 2 o 3 giorni, 5 giorni in vacanza, si partiva, si andava in Calabria, stavamo io, mio padre, mia mamma e mia sorella in macchina, finestrino aperto, il vento che mi accarezzava il viso, mamma che pigliavano pezzi di pane, ci spartivamo, ci mangiavamo, eravamo felici e non lo sapevamo. E allora continuate a combattere, continuate a credere. Vedo là San Gennaro, oggi a Maronna è chiamata a San Gennaro, e che c'è com'è la situazione là dentro. San Gennaro è che mi sono arrivate 2 segnalazioni importantissime. Maronna, 2. La prima segnalazione è sul lavoro della Whirlpool che hanno fatto un miracolo. Il secondo è su Dazon, non so cazzo per una partita. Quindi semplicemente si parla con Marco e ci dice ma può essere almeno una partita. Grazie a Dio. Ciao! Forza Whirlpool, viva Napoli! Ciao!